Verona tra le prime città italiane per turismo, lo dicono i dati della provincia presentati questa mattina a Palazzo Barbieri, che vedono la città scaligera classificarsi al primo posto in Veneto per crescita, con un più 18% di presenze rispetto all'anno precedente. Un successo costruito negli anni che, stando ai dati della regione usciti nei giorni scorsi, ha contribuito a classificare il Veneto al quarto posto in Europa per arrivi e al sesto per presenze, con un totale di 17,3 milioni nel corso del 2015, numeri in crescita soprattutto nella città scaligera, grazie anche alle numerose iniziative culturali promosse sul territorio. Gli eventi areniani, la lirica, ma ancora di più l'extralirica, che con 50 concerti all'anno di musica leggera oggi fa dei numeri impressionanti. Le presenze nei monumenti, le grandi mostre su Picasso, sui Maya e anche le prossime che ci saranno, è un'offerta culturale complessiva che sta facendo crescere Verona in maniera costante, e questo è importantissimo perché in un momento di crisi economica generale il territorio veronese è uno di quelli con i minori problemi da un punto di vista di crisi economica. Tra i successi veronesi anche gli spettacoli in arena. Nel 2016 c'è stata un'extra lirica come non c'è mai stata negli anni precedenti, quindi un'extra lirica che davvero può essere stata quella a fare la differenza, ma non da sola sicuramente, perché comunque anche altre attività culturali, le mostre o quant'altro hanno sicuramente contribuito a far risultare questo dato così importante, questo indice di crescita. Un risultato importante che promette già il bis nel 2017. Noi stiamo crescendo sulle crescite, quindi già mantenere questo trend credo sia fondamentale, però credo che la programmazione è già stata fatta, insomma si continua con l'attività che è stata fatta negli anni precedenti, c'è solo da migliorare, da perfezionare, però questo è il trend che sicuramente porterà risultati positivi anche per il 2017.